Seconda prova riservata a puledri di 3 anni, tutte femmine questa volta: Kurt F, Chanel dei Veltri, Costa Rica Pax, Carlotta Bru, Carolina Baba, Copyright YSL in prima fila, Caterina Rec, Corina Jet, Cori Balilla, Carmen e Chance K in seconda. Favore in chiusura per Chanel dei Veltri, numero 2 Edoardo Baldi. Macchina che accelera e stacca velocissimo dall'esterno, Copyright YSL che sfila in testa mentre c'è l'errore Numero 5 di Carlina Carlina Baba, Baba. squalificato. E così in seconda posizione rimane Chanel dei Veltri davanti a Cur Deffe. Primi 200 in 15,7, sposta subito Chanel dei Veltri. Come aveva fatto prima Edoardo Baldi con Cointreau, rileva in testa dopo il primo parziale quello che era andato a condurre e dopo 400 metri si presenta in vantaggio, 31,3 per la prima frazione di gara. Terza posizione per Kurt F, che è l'immediata alternativa a Chanel dei Veltri, mentre all'esterno è rimasto Carlotta Bru. Completamento dei 600 iniziali in 47,2 con i leader sempre Chanel dei Veltri. In seconda posizione si mantiene Copyright YSL, all'esterno la progressione da parte di Carmen al largo, per un attimo accenna a spostare anche nella scia Kurt F e poi torna sotto, si vuol fare la curva all'interno. Nella sua scia c'è Corina Jet, intanto il chilometro in 1,17,8 e ora ha spostato Kurt F, viene via addirittura in terza ruota sulla difficoltà di Carmen, Numero mentre 10 in seconda posizione Carmen, rimane Copyright YSL, ma ora il ritmo è cambiato. Frazioni 15,2 con la quale Chanel dei Vetri si mantiene in vantaggio nei confronti di Copyright YSL e di Kurt F, che si ingamba al largo e cerca di avvicinare la battistrada al completamento della piegata. Kurt F si fa minacciosa su Chanel dei Veltri, che entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Chanel dei Veltri, 2 lunghezze di margine a 100 dalla conclusione. Chanel dei Veltri viene a concludere nettamente, mentre per il secondo posto è forse Copyright ancora che riesce a tenere a bada Corina Jet, mentre cala nel finale Kurt F, che dovrebbe essere soltanto quarta, ma ci sarà naturalmente da rivedere l'arrivo. La vittoria invece è il doppio in 2 su 2 praticamente per Edoardo Baldi, che dopo aver portato al successo Cointreau si ripete con Chanel dei Veltri. Andiamo a rivedere il netto primo piano di Chanel dei Veltri. Il secondo posto invece dovrebbe essere appannaggio, una bella foto probabilmente tra Copyright YSL e Corina Jet, che piombano sul palo praticamente sulla stessa linea, e forse Corina Jet addirittura riesce a prevalere con un bel guizzo finale. Pressione che riesca a piegare Copyright YSL, mentre soltanto quarto è Kurt F. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo della giuria.